Eccoci qui nuovamente ritrovati dopo un'entusiasmante puntata in cui vi faccio vedere come ballare la Bollywood Dance grazie ai miei balletti e le mie ballette. Siamo tornati qui in una nuova pillola di marketing. Oggi risponderò alle vostre domande che mi avete posto su Instagram e quindi rispondo alle vostre domande di Instagram. Sì, che bello! Ma facciamo un passo indietro, rewind. Ciao a tutti, eccoci ritrovati qui per una nuova pillola di marketing. Dopo avervi allietato, vi insegno a ballare la Bollywood Dance con un entusiasmante video di marketing in cui risponderò a tutte le domande che mi avete chiesto su Instagram. Grazie! Non perdiamo tempo e intro! L'errore più comune che fanno molte aziende, che fate soprattutto voi follower che mi state guardando, se siete qui è per questo motivo, è proprio perché consideriate Instagram come un diario di bordo che giornalmente, mensilmente o settimanalmente andate ad aggiornare con delle foto che narrano uno scorrimento nel tempo di un'azione avvenuta. Sbagliato, non capite che da Instagram si può trarre quello che è l'engagement, ovvero la cultura dell'ingaggiare, dell'intrattenere. E questo è lo scopo di Instagram. Instagram nasce per intrattenere attraverso un media che sono la fotografia e il video, che sono media statici ma anche dinamici. Infatti per renderli dinamici, soprattutto le fotografie, si usa la call to action. Che cos'è la call to action? È una chiamata all'azione. Una delle migliori call to action che voi sottovalutate tanto appunto sono le domande, perché le domande stimolano l'interazione, creano maggiore engagement e quindi fanno salire il profilo perché la gente è invitata a rispondere, a dire la propria e a interagire con quello che è il post e soprattutto con il profilo, che risulterà un profilo attivo, vincente e funzionale nel mondo del mercato. Ma vediamolo passo per passo per ogni categoria degli esempi di domande che si possono svolgere o che si possono fare, ma non fermatevi solo a queste domande che io vi sto suggerendo. Provate a sperimentare, fatene di nuove, siate intraprendenti. La prima domanda che ci verrebbe facile da fare e che facciamo molte volte nella vita reale è una, semplicissima. Cosa fai nella vita? Che lavoro stai facendo? Chi sei? Cosa fai? Perché sei così fortunato ad avere questo prodotto, questo messaggio, questa cosa? Ma abbiamo mai pensato di fare questa domanda sui social network? Abbiamo mai pensato di chiedere alla gente sui social network cosa sta facendo? L'esempio più lampante che mi viene da fare è quella di pubblicare delle foto in cui noi stiamo lavorando, ad esempio al nostro ultimo tailleur, al nostro ultimo progetto di marketing, al nostro ultimo progetto calzaturiero o semplicemente stiamo lavorando a un progetto casalingo. Chiediamo sotto i nostri follower cosa stanno facendo loro in questo momento della loro vita, cosa loro stanno facendo, come loro stanno interagendo. Chiediamogli se siamo agenti dello spettacolo, cosa vorrebbero vedere domani o cosa si aspettano di trovare domani. Questo è un forte aiuto sia per noi perché ci dà una forte base di analisi, sia di interazione perché inizierà a sviluppare una forte interattività. Troverete tutte le grafiche qui di riferimento, qui, e troverete tutte le domande che si possono svolgere. Ve ne elenco solo alcune per farvi capire cosa stai facendo adesso nella vita, qual è il tuo prossimo obiettivo, cosa ti piacerebbe vedere domani, che lavoro stai facendo o qual è il tuo scopo ultimo nei prossimi 3 mesi o qual è il tuo obiettivo nel prossimo mese. Questo ti aiuterà ad interagire molto con i tuoi seguaci e ti porterà a un engagement altissimo e soprattutto farà salire il tuo profilo di gradimento perché fa capire che tu realmente sei interessato a chi sono i tuoi follower, cosa fanno e soprattutto ti aiuterà ad avere sempre più la possibilità di studiare contenuti brandizzati, contenuti targetizzati e mirati proprio alla tua nicchia di mercato. Pensate quante domande possono rendere il vostro brand più evidente e più visibile nel tempo facendo domande sul prodotto. Chi vi ha consigliato la prima volta il prodotto? Con chi usate il prodotto, con chi lo condividete, chi vi ha introdotto nel mondo del mercato del bio, del couture, dell'alta moda, chi vi ha fatto scoprire questo brand, perché siete arrivati a noi. Cercate di fare queste domande e soprattutto date una call to action, un'azione da fare in modo tale che gli altri interagiscano sempre di più. Alla fine di queste domande potete scrivere taggatemi, rilinkatemi, ripostatemi, seguitemi, oppure mettere un messaggio di augurio
quale spero che il nostro prodotto continui ad entusiasmarvi e vi renda sempre più felici. Taggate l'amico con cui lo condividete, taggate la persona che vi rende felice o che vorreste rendere felice attraverso il nostro prodotto, così la visibilità aumenterà sempre di più, perché la persona taggata inizierà a fare click sul prodotto, sulla pagina e magari non vi scopriva, non vi conosceva, pardon, e adesso inizierà a conoscervi sempre di più in maniera continuativa e magari vi lascerà anche un follow. Un'altra strategia molto utile ed efficace è quella di lavorare per parole chiave o per le cose che ti ispirano di più nella vita, quindi usare una tecnica detta ispirazionale. Quindi noi possiamo iniziare a mettere sotto i post, oltre alle call to action, delle domande del tipo: chi è il tuo eroe di riferimento? Chi è la tua persona guida? Con cui condivideresti questa cosa? Qual è il motivo che ti spinge a fare questa cosa? Che principio di vita segui nel tempo? Questo ci aiuterà moltissimo a scoprire e a capire i gusti e soprattutto le abitudini delle persone e anche gli stili di vita per portare il prodotto sempre più nella vita dei nostri follower e soprattutto dai nostri follower. Se i nostri follower capiamo che sono minimalisti e vogliono vedere più cose minimal, iniziando a scattare foto minimaliste, foto pulite, iniziando a parlare del minimalismo, iniziando a usare una strutturazione che magari non ci appartiene, ma facendo vedere quello che per noi è familiare in maniera più minimal, inizieremo ad ottenere più like, più apprezzamenti e andremo sempre più incontro al nostro target. Questo non vuol dire snaturarci, ma semplicemente cambiare la modalità comunicativa con cui noi vendiamo il nostro prodotto, o vendiamo la nostra persona, o vendiamo le nostre esperienzialità. Bene, ti sentirai magari confuso, non capirai bene la tecnica, ti sentirai sobbarcato da una quantità di nozioni altissima che adesso non saprai più espletare e inizierai a cercare come un matto di fare domande su domande. Ma è proprio qui che ti vengo in aiuto io e ti ho lasciato la tecnica più semplice da usare per ultima, quella del quale ti piace. Cioè, questa è la tecnica più semplice da usare. Puoi fare la domanda sì o no, ti piace questo o quello, ti piace X o Y, preferisci il giallo o il nero. Questo funziona moltissimo se sei ad esempio un brand di moda. I brand di moda usano questa strategia sfruttando in abbinata i caroselli. Con i caroselli loro fanno vedere una determinata tipologia di outfit, fino a 10 outfit, e chiedono quale ti è piaciuto di più, quale vorresti comprare, qual è l'accessorio che di più hai amato di questi 10. Dammi un voto da 1 a 10 a questi diversi prodotti, così tu sei invogliato a interagire, loro capiscono quale buttare sul mercato, qual è il trend che va, e iniziano a fare molte analisi di mercato e a rapportarsi con voi. Questo funziona tantissimo se voi siete ad esempio anche food blogger, potete dire: vi è piaciuto di più il piatto A o il piatto B? Avete preferito di più la cena o il pranzo? Cioè, questo funziona tantissimo, il sì o no, e questo funziona anche nelle stories. A differenza di tutte le altre tecniche che sono difficili da attuare nelle stories, questa è la tecnica più semplice da attuare nelle stories. Infatti c'è anche proprio un adesivo delle stories che è fammi una domanda e loro ti suggeriscono proprio di dire sì o no. Ti è piaciuto di più la mattina o la sera? E tu potete mettere le due opzioni e la gente inizierà a votare, a interagire con voi e a essere con voi familiare. Spero che questo video vi sia stato utile. Ci rivediamo alla prossima pillola di marketing e soprattutto non esitate a contattarmi se volete una strutturazione efficace e un piano vincente per la vostra azienda. Ricordo sempre che nell'info box trovate tutti i miei contatti, giù nell'info box trovate tutti i miei contatti, Facebook, Instagram, Twitter e quant'altro, e soprattutto non dimenticate di attivare la campanella per seguirmi nei nuovi video, di lasciarmi un bellissimo like, un pollicione in su se vi è piaciuto questo video per vederne altre tipologie uguali e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. State connessi.